Buongiorno a tutti, eccoci qua a una nuova puntata di Veneto Globe, Arte, Cultura e. Grazie ancora per essere qua con noi come sempre che ci seguite, sempre in tanti e noi vi ringraziamo. Oggi abbiamo una puntata speciale perché volevamo dare importanza un po' anche ai giovani, perché i giovani sono un po' il futuro, sono coloro che portano avanti ciò che noi lasciamo, prendono le nostre redini e quindi meritano la nostra fiducia e quindi è bello poter fare una puntata proprio specifica sui ragazzi, sulle loro idee e quindi se voi che ci state guardando da casa potete seguire e vedere e capire anche l'importanza proprio di sostenere i ragazzi perché possono contribuire tanto nel nostro territorio, sia locale, nazionale e che anche internazionale. Però il nostro ospite ve lo presento subito dopo la pubblicità, non andate via. Eccoci tornati, adesso io presenterei il mio ospite. Qui con me ho Andrea Sales. Ciao Andrea! Ciao! Tutto bene? Sì, e te? I nostri, anche grazie, i nostri amici telespettatori che ci stanno guardando avranno, chi ti conosce, bene, chi non ti conosce ti conoscerà adesso. Ebbene sì, abbiamo un ragazzo, Andrea, che è forse... Abbiamo avuto pochi ragazzi noi qua ospiti a Veneto Globe, però, specie nella mia trasmissione, però secondo me è importante perché è un modo per dare voce a te e tu sei portavoce per altri giovani che possono, come si dice, avere grinta e tu puoi anche dare un input anche ai ragazzi che magari non hanno il coraggio di buttarsi o di provare. E tu puoi essere una spinta, puoi essere un esempio. Questo ragazzo, posso dire la tua età, 16 anni, quindi non è ancora maggiorenne. Noi salutiamo i suoi genitori che li conosciamo. È qua di Conegliano, però è di origine bulgare. Esatto. Da quanti anni sei in Italia? In Italia sono da circa 8 anni. Però sei coneglianese doc, Sì. è il nostro. Tu vieni in classe con mia figlia, Giorgia, che saluto. Ciao Gio. E salutiamo Giorgia. E insomma, mi fa molto piacere che sei qui con noi perché questo ragazzo, se voi lo vedete così tranquillo, così, in realtà è un inventore. Cioè lui sta creando delle cose magnifiche che secondo me meritano perché è giusto che le persone da casa o comunque siano al corrente della bravura di questo giovane e che possa avere la possibilità anche di riuscire a portare a termine certi suoi progetti, certe sue idee che secondo me sono molto valide e sarebbero molto utili. Quindi mi auguro che il tuo intervento qui possa anche essere una buona prospettiva per un tuo futuro, Andrea, no? Allora, innanzitutto, oltre a... lui è un artista, lui disegna, molto bravo, ha fatto un bellissimo ritratto a mia figlia e quindi gli piace molto disegnare, ma non soltanto disegnare. Andrea è un maestro nella tecnologia, lui gli piace montare, smontare, creare. Cos'è che hai creato di tecnologico all'inizio? Cioè, da subito, che cosa ti veniva bene progettare? Una delle cose che amo più progettare sono le casse, Le casse? perché sin da quando sono arrivato in Italia ho iniziato subito a progettarle, sì. Ah, ok. Quindi casse della musica? Sì, casse musicali, esattamente. Su tutto lo fai? Sulle
Su tutti gli oggetti posso trasformarli in una cassa. Qualsiasi materiale, qualsiasi... Sì. E mi ricordo infatti che forse mia figlia mi aveva fatto vedere qualcosa, non lo so. Bravo. Quindi diciamo, con te la musica non manca. No, sono un amante della musica, l'ascolto ogni giorno. Bravo, bravo, perché la musica è un'ottima cosa. È una lingua universale. Esatto, molto bene. E quindi con la cassa noi riusciamo come si dice, a trasferire questo linguaggio Cioè, della trasferire musica. emozioni, sentimenti, Bravo, anche idee. esatto, molto bene. Vedi? Bravo, questo giovane ci piace molto. E a parte le casse, cos'è che hai creato? Beh, diciamo che in Bulgaria, questo mio Sì? amico che si chiamava Evelyn, che era il mio compagno della stanza, mi insegnò come accendere la mia prima lampadina. Ah sì? Quindi lui lavorava con un meccanico perché aveva già 11 anni, 10, quindi più che lavorava, imparava un po' il mestiere. E mi portò un giorno una batteria con degli interruttori e una lucina a scoppio, Sì, quelle classiche di una volta. certo. E l'accesi e da lì mi sono subito innamorato della tecnologia, Ma perché pensate, quanti anni avevi? 7. Beh, bene. Proprio giovincello. E da là è partita la tua passione Sì. per la tecnologia, per sperimentare, per imparare. Bravo. E Grazie. dopo so che tu hai fatto anche qualcos'altro tecnologico. Oltre, mi hai detto, le casse, hai fatto anche cosa? Circa 3 anni fa, Sì? barra 2, ho creato un'IA, un'intelligenza artificiale, Un'intelligenza artificiale. quindi Ascoltate ragazzi. un assistente vocale in grado di imparare dai propri errori e di parlare con noi come se fosse un umano. Cioè, tu hai creato questa cosa che io posso È un interagire. computer, è una scatolina Sì. in metallo con all'interno schede Sì. che vengono chiamate Raspberry Pi, ne ho messe 4 in fila e le ho programmate per far sì che queste schede facessero da cervello. E quindi attraverso una cassa Accidenti. collegata e un microfono riesco a parlare con questo assistente che il primo assistente era chiamato Jarvis Dai. e niente, parlava con me. Non provava emozioni perché è impossibile fare provare emozioni, ma cercava di comunicare al meglio con me. Madonna, ma bravo! Grazie. Bello questo. 3 anni fa hai fatto questa cosa qua. Sì, e 2 anni fa un altro che si chiama Xiao, ancora più preciso, e lui dava la parvenza di provare emozioni, ma non le provava veramente. Però si arrabbiava, era felice, rideva. Ah, quindi grazie all'intelligenza artificiale, Sì. come lo hai... Grazie a degli algoritmi, ok, tu sei riuscito anche a far simulare, a quindi, far simulare le emozioni, a sì. far simulare le emozioni. Bravo, ma si presenta come... Come un computer. Come un computer. È una scatolina. È una piccola scatolina. Però al posto di avere le Raspberry Pi, l'altra aveva una scheda modificata da me, con un CPU i7. Interessante. Bravo. Grazie. Dopo ci mettiamo le casse che crei, Sì. quindi creiamo l'emozione attraverso... Sì, sonora Sì, principalmente. sonora, principalmente. Mi sembra che tu abbia fatto anche qualcos'altro tecnologico. Droni, forse magari? Esatto, in prima media ho creato il mio primo drone, che era formato da delle matite Dalle matite? e da una gomma, con all'interno una schedina con giroscopi e vari altri sensori Sì? come altimetri, e ci ho attaccato delle ventoline sulle matite, sulle punte Sì? delle matite, e l'ho fatto volare con un telecomandino. No, bellissimo, peccato che non ce l'hai qua a farcelo No. vedere. Se ci pensi, con poco, con niente, hai creato... Può sembrare molto facile, ma la cosa brutta è calibrarlo, infatti ci è voluto un giorno a calibrare, perché se ogni singola ventola si sposta di 1 centimetro il drone parte. Quindi per volare bisogna essere tutto calibrato, È giusto. quindi è una cosa terribile. Bravo, e sei riuscito anche a avere, a parte l'intelligenza, ma anche e la manualità e una serie di cose, perché comunque tu quando eri alle medie, Prima media. eri in prima media, insomma, avevi già le idee ben chiare su cosa volevi creare, su come fare, come mettere le mani, quindi, Sì. hai fatto le tue prove, bravo, Grazie. veramente. Dopo sei passato anche ai droni diversi, qualcuno, Sì, ho cercato di produrne uno nuovo, Sì? non ce l'ho fatta. non ce l'hai fatta. Allora magari chi lo sa,
chissà cosa farai più avanti. Ragazzi, guardate nello spazio, guardate in televisione, guardate fuori nei cieli, non si sa mai, potrebbe essere un drone gigante di Andrea Sales. Vediamo le macchine volanti. Le macchine volanti? Quella non ci hai mai pensato, la macchina volante? Da piccolo avevo pensato a costruire una mini macchina volante attraverso l'espulsione elettromagnetica. Sì. Quindi attraverso i poli della Terra Certo. andavano in riscontro con degli altri magneti Sì. che erano posizionati sulla macchina, ma è una cosa impossibile. Non c'è abbastanza energia nei poli della Terra, Ok. i poli magnetici, non c'è abbastanza energia per farla sollevare. Andrea ha un progetto molto interessante, bravo, perché l'abbiamo già visto che è bravo, ha tante belle idee, innovative, e questo suo progetto è veramente una cosa utile, secondo me molto bella. Quindi ascoltiamolo bene. Cos'è che tu stai progettando adesso, stai creando, e quale sarebbe il tuo sogno un domani? Dillo qua alle persone che ti stanno ascoltando. Hai la tua così. Un progetto che sto creando è, cerco di fare un braccio bionico, quindi una protesi molto avanzata, con circa 160 motori, in grado di simulare gli stessi movimenti di un braccio vero, di una mano vera, oppure posso creare anche tranquillamente una gamba, vorrei creare. Quindi il mio sogno più grande sarebbe aiutare queste persone che non hanno più un arto o qualsiasi parte del corpo, Quindi con disabilità. esatto, ad avere un'opportunità nel esprimersi come vuole. Esatto. Perché il mio sogno sarebbe trasformare il disabile in abile. Molto bella questa cosa qua. Il suo sogno sarebbe di trasformare i disabili in abili. Bravo, molto bella. Grazie. Io gli farei un applauso perché se lo merita. Bellissimo come progetto, quindi una persona si può ritrovare, avere la sua mano rifunzionale, quindi comunque Allora, riuscirebbe a fare i movimenti, il braccio. Molto più precisi delle protesi di adesso. Molto- Quindi ok. le protesi di adesso fanno questi semplici gesti attraverso degli elettrodi, Certo. gli elettroliti, sono dei sensori. Io vorrei che loro facessero questo, riuscissero a simulare una mano vera. Ok, Quindi le quindi dita si possono muovere in modo naturale, ci sia una torsione naturale, una rotazione naturale. questo sarebbe veramente una cosa bella, e penso che tutti coloro che si trovano in una situazione di disagio ne sarebbero fieri di avere, di avere questa opportunità, e penso che anche coloro che, sì, comunque le case che costruiscono queste parti del corpo, avere questa cosa aggiunta non sarebbe male, perché sarebbe anche una rivoluzione un po' nella sanità. Diciamo che è ancora un sogno, perché più motori ci metti, più sensori necessiterebbe un corpo o da essere attaccato nel braccio. Certo. Ed è molto più facile costruire una mano che una gamba robotica, anche se sembra che ci siano meno pezzi, perché la gamba necessita vari giroscopi Ok, per il piede, per farlo appoggiare bene, per farlo muovere, per farlo camminare. È più difficile camminare che muovere un braccio. certo. Quindi quello della gamba è ancora un inizio, invece già il braccio è semi-produzione barra progettazione tridimensionale. Io vorrei brevettare questa cosa gratuitamente, così tutte le aziende lo possono produrre e darlo gratis, vorrei dargli queste protesi gratuitamente. Madonna, Quindi non voglio brevettarlo. è una cosa bellissima quello che stai dicendo, veramente bella. Non voglio brevettarlo io. Cioè voglio brevettarlo liberamente a tutte le aziende, come la cintura. La cintura dell'auto non è stata Sì. brevettata liberamente a tutti, così tutte le aziende potevano metterla sull'auto per la sicurezza. Bellissima questa cosa, ma è veramente bella. Avete Grazie. sentito? E dopo non dite che i giovani non meritano fiducia e sostegno, assolutamente. Bravo, Grazie. veramente, veramente, veramente bravo. Ma tu continui ancora a disegnare? Sì. Ah, ecco, perché sai che io sono un po' di parte. E quindi volevo sapere, cos'è che ti piace di più disegnare? E ritratti. I ritratti. E ho visto che sei molto molto bravo. Grazie. Quanti ritratti hai fatto? In tutta la mia vita. Sì. Trentina. E da quando hai sentito questa passione, propensione nel disegnare?
Dalla quinta elementare. Dalla quinta elementare, bravo. Grazie. Quindi sei partito dalla quinta elementare, comunque avevi questa passione per il disegno, che poi più avanti poi hai avuto la passione per la tecnologia, hai mescolato le cose, però hai sempre mantenuto... La prima è stata la tecnologia, E da là poi è stata l'arte, perché una volta non ero bravo a disegnare. ti sei pian piano Allenato. allenato, bravo. Grazie. E i ritratti è una cosa che ti vengono molto bene. Infatti, sai qualche ritratto, sai che io ho uno spazio espositivo qua in Corte delle Rose, potrei metterti qualcosa di Grazie. carino. Bene, comunque è stato un piacere averti avuto qua. Grazie a te. Andrea. Grazie veramente, credo che anche i nostri telespettatori siano stati molto felici della sorpresa di questo ospite, di questo giovane ragazzo che è stato qua in trasmissione con noi e che noi ha tutto il nostro sostegno per i suoi progetti e spero che altri riescano a sostenerti e che tu riesca a portare a termine tutto quanto. Grazie. E io intanto mando la pubblicità. Eccoci tornati, adesso io saluto tutti quanti, amici, grazie ancora per essere stati qua con noi. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Veneto Globe. Un saluto da me, da Andrea, Ciao, grazie. che ringraziamo ancora, che Grazie a lei. ci è stato proprio di aiuto, è stata veramente una puntata molto bella. Andrea, grazie ancora, Grazie ci a te. vediamo. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Ciao.